Bocciato in Commissione Affari Costituzionali al Senato l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, solo 5 i voti a favore. Insieme al Carroccio hanno votato anche i rappresentanti di Italia Viva e del Gruppo delle Autonomie. 15 i voti contrari, astenuti il presidente della Commissione Balboni e Matera, entrambi di Fratelli d'Italia. Contrari i voti degli altri esponenti del centrodestra e delle opposizioni. Una decisione che non arriva a sorpresa, viste le dichiarazioni dei partiti della maggioranza negli ultimi giorni, e che pone la pietra tombale anche sull'ultima flebile ipotesi di un ulteriore mandato, che sarebbe in realtà il quarto per il presidente della Regione Veneto. Lapidario il commento del diretto interessato. L'ho già detto con serenità martedì scorso, dichiara Luca Zaia. Per me la partita sul terzo mandato era chiusa, non ero minimamente a conoscenza della presentazione dell'ennesimo emendamento, la legge è chiara e le leggi vanno rispettate, conclude. Amarezza tra i leghisti per la bocciatura per la quinta volta della proposta. Di occasione persa parla il segretario della Liga e vice di Salvini Alberto Stefani, punta il dito contro gli alleati il suo vice Riccardo Barbisan. La Lega ha fatto bene a presentare questo emendamento, perché c'era stato anche sollecitato da parte degli alleati, che oggi si sono presi la responsabilità di bocciarlo dopo averlo chiesto, e quindi dimostrare davanti ai veneti e agli italiani chi voleva una cosa a parole e chi la voleva veramente. Ed ora nel centrodestra si apre quella che si annuncia una vera e propria battaglia all'ultimo sangue per la scelta del candidato presidente. Un candidato leghista. Crediamo che ci sia il tempo ancora per far prevalere questa opzione al tavolo del centrodestra. Se no, andate in solitaria. Se no, come abbiamo già detto, valuteremo ogni possibilità e anche quella di correre da soli. Rincara la dose il presidente dell'intergruppo Lega Veneta in Consiglio regionale. È arrivato il momento di mettere assieme tutte le nuove risorse, i giovani che sicuramente non ci mancano, insieme agli amministratori d'esperienza, per difendere quella che è la nostra linea del Piave. No convinto da Forza Italia, che ha sempre ribadito a tutti i livelli la propria contrarietà all'innalzamento del tetto. Ci sono dei grandi temi che sono le risposte che si aspettano i cittadini, le cittadine, gli imprenditori del nostro Veneto, e adesso speriamo che si cominci a parlare di questo, che poi è la parte più importante rispetto alla prossima sfida elettorale. È l'ora della responsabilità delle forze di centrodestra, secondo l'UDC. Serve un passo avanti collettivo, non prove di forza individuali. Bisogna scegliere presto un candidato presidente e aprire un confronto sui contenuti. Non si vince coi tatticismi. Soddisfazione per la bocciatura della proposta leghista dall'opposizione. La partita era già chiusa. Poco serio continuare questa commedia per cercare in ogni modo di salvare Zaia, sottolinea il segretario veneto del PD Andrea Martella. È una commedia che è durata perfino troppo